Bentornati carissimi spettatori meteo, nuovo aggiornamento. L'anticiclone protagonista in questi giorni sta sciogliendo la neve sulle nostre Alpi, sulle montagne, clima del tutto primaverile con qualche velatura di passaggio, mentre sull'Europa centro-orientale insiste il clima freddo con temperature sotto la media. Guardate l'anticiclone in espansione invece da sud-ovest come rimonterà fin sulla Scandinavia nei prossimi giorni, portando valori sulla Spagna. Abbiamo già superato dei record, valori tra i 28 30 gradi, ed ecco l'estensione del super anticiclone che andrà a coinvolgere anche la Scandinavia portando caldo anomalo, ma soprattutto la formazione di nebbie anche persistenti sulla Val Padana, con l'inversione termica che tornerà protagonista. Sarà molto mite soprattutto in quota. Notiamo infatti la formazione di nebbie dense e persistenti localmente durante il giorno, soprattutto sulla Val Padana centrale, sull'Emilia Romagna e sul Veneto, con alti tassi di inquinamento. Infatti lo smog tornerà protagonista nei grandi centri urbani. E adesso torniamo a questa grafica che mostra, come notiamo, l'espansione dell'anticiclone subtropicale, proprio queste correnti molto miti dal Nord Africa che si spingeranno e si collegheranno con un anticiclone dalla Russia fin sulla Scandinavia, sul nord-est Europa, e quindi avremo un anticiclone davvero molto potente che porterà temperature oltre i 15 gradi anche su queste zone, possibili punte di 20 gradi, e quindi insomma una situazione anomala perché avremo perturbazioni in continua azione sull'Oceano Atlantico, mentre un blocco freddo e instabile che insisterà sulla Grecia e l'Europa sud-orientale. Il vortice polare rimarrà ancora ben compatto e proprio i giorni della merla saranno ancora contraddistinti da nebbie e la persistenza di campi anticiclonici che sia ad ovest e sia ad est riusciranno a bloccare i flussi instabili e di conseguenza manterranno clima secco e con temperature molto sopra la media per lungo tempo. Infatti la persistenza di questo campo anticiclonico potrebbe durare fino ai primi giorni del mese di febbraio. Una possibile eruzione potrebbe avvenire sull'Europa orientale verso il 2 di febbraio, un'evoluzione ancora comunque da valutare, ma vedete insomma l'anticiclone è sempre protagonista, quindi non ci sono assolutamente delle risoluzioni, delle ipotesi di freddo e ritorno di inverno, clima invernale per l'Italia. Con la presenza delle nebbie vi ricordo che il clima rimarrà piuttosto freddo e molto più umido sulla Val Padana, sulle pianure del centro, mentre sarà molto mite in quota con temperature tra i 13 e i 15 gradi sui rilievi. Per maggiori dettagli, come sempre, consultate i prossimi aggiornamenti meteo.